Per noi non è un business, non lo è assolutamente, anzi noi ci siamo messi a disposizione proprio per poter dare una mano in questo momento di necessità. Sta per entrare a pieno regime la produzione di mascherine destinate all'ASL 4 da parte della Veleria San Giorgio di Casarza Ligure. L'azienda, leader mondiale nella realizzazione di giubbotti di salvataggio per la nautica, ha risposto all'appello del territorio e ha deciso temporaneamente la riconversione della propria attività. I 500 esemplari di mascherine prodotte nella giornata di oggi dovrebbero diventare 1000 al giorno a regime, garantendo per l'azienda sanitaria del Tigullio una fornitura costante in grado di rispondere al fabbisogno di medici e infermieri impegnati nella cura dei pazienti affetti da Covid-19. A questo punto si aspetta solo l'omologazione da parte del Ministero. Il materiale è un tessuto non tessuto, è un cosiddetto TNT per abbreviazione, sono materiali sintetici, sono materiali che lasciano appunto un minimo di traspirazione, vengono accoppiati, è un multiaccoppiato in questo caso a 3 strati. Veramente noi abbiamo mandato al laboratorio, avremo le risposte oggi anche delle campionature con 4 strati per avere appunto una maggiore protezione, che poi vengono accoppiati a un sistemino che deve essere quello che ti permette di indossarlo, fatto da elastici, nastri, poi ce ne sono tante versioni. Noi abbiamo fatto una mascherina con 2 punti fissi e 2 punti scorrevoli che possa essere regolabile e un po' più coprente delle solite mascherine, quelle verdi che vediamo tanto in giro. Oltre allo stabilimento di Casarza Ligure, dove sono occupati 25 dipendenti, la Veleria San Giorgio ha anche 2 stabilimenti in Cina, contando complessivamente 90 addetti e producendo all'anno 150.000 giubbotti di salvataggio. E proprio dal paese asiatico arrivano notizie di speranza, con la popolazione che ha ripreso la vita normale. Assolutamente, al 100%, noi abbiamo ricominciato a lavorare.